Ancora un buongiorno da Telefriuli, ben trovati a una nuova edizione del nostro telegiornale. C'è un'impennata di casi Covid in Friuli Venezia Giulia, 3.037 i nuovi positivi rilevati oggi da 9.750 tra tamponi molecolari e test antigenici. Era dallo scorso inverno che non si registrava un numero così alto di casi. Il 3 febbraio i casi positivi furono 3.149. Pandemia in crescita rispetto alla scorsa settimana. Martedì i nuovi casi positivi erano stati 2.607. Le vittime sono 3, tutte in provincia di Udine. I ricoverati in terapia intensiva sono 6. Le persone ricoverate con Covid in altri reparti sono 201. E anche per fronteggiare questa nuova ondata di Covid al via la quarta dose del vaccino per over 60 e fragili. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha annunciato ieri la decisione dell'Italia di adeguare le sue linee guida dopo il parere di EMA e di ECDC, e in Friuli da tempo si lavora per essere pronti ad affrontare questa nuova campagna vaccinale che potrebbe interessare circa 400.000 persone della nostra regione. Abbiamo sentito il vicepresidente della Giunta Riccardi. Dobbiamo capire quali saranno le disposizioni che arriveranno dal Ministero della Salute e come procedere per l'organizzazione di quella che si prospetta una nuova fase della campagna vaccinale. Questa ha due incognite: le persone da vaccinare e i flussi delle dosi o il caso dell'utilizzo delle dosi esistenti che in questo momento sono nelle nostre disponibilità, e saremo in grado di dimensionare la nuova campagna vaccinale, che sicuramente non potrà prescindere dalla collaborazione primaria con i medici di medicina generale ed eventualmente la necessità, qualora le due incognite di cui stiamo discutendo prospettino la realizzazione e l'apertura di nuove strutture vaccinali, oltre ai dipartimenti di prevenzione che fanno le attività che tutti conosciamo. Dovessimo avere la necessità di dimensioni elevate, partiremo dagli hub che tutti abbiamo conosciuto, quindi se parliamo di over 60 poi bisogna misurare anche l'adesione alla vaccinazione. Ci stiamo già preparando, stiamo già dialogando con tutti gli interlocutori, i dipartimenti di prevenzione ci stanno lavorando, e quando sarà conclusa questa analisi renderemo noto quelle che sono le attività operative che devono essere svolte. Il carabiniere Emanuele Caligaris morì a causa del vaccino AstraZeneca, ma il suo medico di base non è responsabile del decesso. Lo ha stabilito il GIP di Udine, che ha archiviato la sua posizione. Non ci furono responsabilità del medico di medicina generale nella morte di Emanuele Caligaris, il carabiniere deceduto lo scorso anno, 11 giorni dopo la somministrazione del vaccino AstraZeneca. È quanto emerge dal decreto di archiviazione nei riguardi del medico disposto dal GIP di Udine Maria Rosa Persico, che ha accolto la richiesta del PM Lucia Terzariol. Ora, dice il legale della famiglia del militare, l'avvocato Roberto Mete, stiamo valutando l'accesso al fondo per i danni da vaccino e la contestazione alla società produttrice. L'indagato era Carlo Peano, medico di base a Cassacco, deceduto pochi giorni fa in seguito a una caduta nella sua abitazione a Treppo Grande. L'archiviazione però non è dovuta al decesso del sanitario. Il GIP ha rilevato che la morte del militare fu un evento imprevedibile e che non era possibile per il medico ipotizzare la reazione al vaccino. E comunque, continua il giudice, anche una diagnosi tempestiva avrebbe condotto all'esito fatale. Caligaris era deceduto il 15 marzo 2021 per una trombosi. A una settimana dalla vaccinazione aveva manifestato mal di testa e febbre. Il dottor Peano gli aveva prescritto un antipiretico, ma 3 giorni dopo fu portato in pronto soccorso, dove morì qualche ora dopo. Dalle indagini del medico legale è emerso che il vaccino slatentizzò lo stato di ipercoagulabilità ematica del carabiniere. Traffico in tilt per oltre un'ora questa mattina sulla provinciale 4 a Tresemane nel comune di Tavagnacco a causa di un incidente. I veicoli da e verso Udine sono dovuti transitare per le aree di sosta delle attività commerciali a fianco dell'arteria. L'incidente è avvenuto poco prima delle 10, ha coinvolto 4 veicoli, 2 persone sono state portate in ospedale a Udine per accertamenti. L'intervento è stato dei sanitari del centro
118 della Polizia Locale di Tavagnacco e dei Vigili del Fuoco. E c'è stato un incidente stradale questa mattina alle 6:30 anche a Manzano per cause che sono al vaglio dei Carabinieri. Una Fiat Punto condotta da un 21enne di San Giovanni al Natisone è uscita fuori strada e ha finito la sua corsa contro un palo. L'automobilista è uscito autonomamente dal veicolo, è stato subito soccorso dal personale del 118 e poi elitrasportato a Udine per un trauma cranico. La scorsa notte incendio doloso a Tolmezzo dove ignoti hanno incendiato 2 veicoli commerciali parcheggiati in via Garibaldi. 2 giovani sono rimasti intossicati. C'è l'ombra del dolo dietro l'incendio che la notte scorsa ha distrutto 2 furgoni in via Garibaldi a Tolmezzo. I fumi della combustione hanno invaso i locali di una palazzina di 2 piani, dalla quale i vigili del fuoco hanno evacuato 2 giovani che per proteggersi si erano rifugiati nel bagno del loro alloggio. Entrambi, una volta portati dai pompieri all'esterno dello stabile, sono stati presi in carico dal personale sanitario. Avendo respirato i prodotti della combustione, sono stati trasportati all'ospedale per gli accertamenti del caso. L'incendio si è verificato alle 3:35. I vigili del fuoco del distaccamento di Tolmezzo sono intervenuti con 2 mezzi, poiché era stato segnalato il rogo di 2 furgoni. Giunti sul posto hanno trovato i 2 veicoli commerciali parcheggiati incendiati con una lingua di fuoco che, a causa della rottura del serbatoio di uno dei 2 mezzi con conseguente innesco del carburante fuoriuscito, aveva raggiunto altre 2 vetture parcheggiate poco distanti. I vigili del fuoco sono riusciti a spostare il più piccolo dei 2 furgoni prima che venisse completamente avvolto dalle fiamme e hanno spento l'incendio, evitando la propagazione delle fiamme alle altre 2 vetture. Il lavoro dei pompieri è terminato alle 6:30 con la completa messa in sicurezza dei mezzi coinvolti dall'incendio e con una verifica strumentale all'interno dei locali della palazzina che era stata invasa dal fumo, per scongiurare che ci fosse ancora la presenza di qualche sostanza nociva derivata dai prodotti della combustione. Sull'episodio indagano i carabinieri di Tolmezzo. Ancora un incendio e altre 2 persone leggermente intossicate, questa volta a Porpetto. Ieri sera intorno alle 20:30 in via Verdi sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Cervignano. Prima di domare il rogo hanno fatto evacuare marito e moglie, entrambi 58enni. Sono stati trasportati per accertamenti all'ospedale. Sul posto i carabinieri della radiomobile di Palmanova. È stato soccorso dopo una trentina di ore dall'incidente, tanto è durata l'interminabile attesa di un 72enne di Dogna, rimasto ferito e incastrato tra le lamiere della sua Jeep, precipitata in un burrone della Valdogna domenica pomeriggio. Il salto della scarpata è stato di circa 100 metri ed è avvenuto lungo la statale 13 all'altezza del bivio di Chiot di Gus. A salvare il friulano è stata la prontezza dei suoi familiari che si sono messi sulle sue tracce. Non vedendolo rincasare hanno seguito il segnale GPS. Poi ieri pomeriggio alle 17 l'indizio che cercavano con i segni di una fuoriuscita autonoma da una scarpata e da qui la chiamata al 112 e il trasporto in elicottero all'ospedale di Udine. Muimacco, Pordenone e San Dorligo della Valle sono tra i comuni più ricicloni del Friuli Venezia Giulia. A dirlo sono i dati del report di Legambiente che vede la nostra regione tra le migliori in Italia. Pordenone è il capoluogo più riciclone del Friuli Venezia Giulia con l'85,2% dei rifiuti differenziati e una produzione pro capite di secco residuo di 74,9 kg annui. A dirlo è il report elaborato da Legambiente sui dati del 2021. Ma se Pordenone fa bene, fa ancora meglio un altro comune della regione, Muimacco, che ha raggiunto l'88,8% di raccolta differenziata e una produzione di secco residuo di soli 33 kg l'anno a cittadino. Benissimo hanno fatto anche Chions con l'88,2% e Porcia 85,6%. Dopo Trentino Alto Adige 28,3% e Veneto 26,2%, il Friuli Venezia Giulia risulta la terza regione d'Italia a coinvolgere il maggior numero di cittadini nella raccolta differenziata. Sono il 18,9%, quasi un cittadino su 5, ed è sempre sul terzo gradino del podio per quanto riguarda i comuni definiti rifiuti free, ovvero con una produzione pro capite di rifiuti avviata a smaltimento inferiore ai 75 kg, il 18,1%. Menzione speciale infine è stata data a San Dorligo della Valle, cui è andato il premio Corepla per la qualità della sua raccolta differenziata. Aumenta ancora di altri 40 milioni di euro la manovra di bilancio della Regione, documento che arriverà in aula entro luglio.
764 milioni di euro. A tanto ammontano le variazioni di bilancio licenziate dalle commissioni del Consiglio regionale che entro il mese di luglio completeranno il loro percorso in aula. La manovra è cresciuta di 43 milioni di euro rispetto alla scorsa settimana, quando era arrivata a 721 milioni. Le risorse aggiuntive, oltre che ad un accantonamento in vista dell'intervento di ottobre, prevedono l'istituzione di un fondo da 30 milioni di euro destinato agli enti locali e altri 9 milioni di euro per un programma straordinario per garantire il fabbisogno irriguo, in aggiunta ai 9 milioni di euro già stanziati. La scelta di tenere risorse è legata, spiega l'assessora regionale alle finanze Barbara Zilli, ai primi effetti di una recessione tecnica che negli ultimi 2 trimestri dell'anno finirà per palesarsi in tutta la sua drammaticità. Per farci trovare pronti abbiamo già accantonato risorse adeguate. Dalle opposizioni, e in particolare dal capogruppo del Partito Democratico Diego Moretti e dal collega di partito Enzo Marsiglio, l'attacco è frontale. A fronte di uno straordinario assestamento senza precedenti nella storia della nostra regione, registriamo un grande limite della Giunta Fedriga, quello di non aver voluto affrontare interventi strategici in modo organico e costruttivo. Occupazione a livelli record in Friuli Venezia Giulia, al terzo posto in Italia. Tra gennaio e maggio sono state 111.000 le assunzioni. L'occupazione in Friuli Venezia Giulia continua a correre. Nel primo trimestre di quest'anno, secondo l'osservatorio regionale che ha elaborato i dati Istat, coloro che hanno un posto di lavoro sono oltre 516.000, un numero in crescita rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso di oltre 17.000 unità e rispetto al 2019 di quasi 23.000, con un 10% in più per le donne. Tra gennaio e maggio sono state ben 111.000 le assunzioni in regione. Il tasso di occupazione è dunque da record con il 67,6%, il terzo più alto in Italia dopo le province di Trento e Bolzano. La crescita dell'occupazione, secondo l'osservatorio, è trainata soprattutto dall'industria manifatturiera, che raggiunge quota 129.000 unità, più 8,9% rispetto al 2019, e dal terziario, 248.000 occupati, più 7,2%. Inaspettatamente in contrazione invece la quota degli occupati nelle costruzioni, che registra un meno 7,1%. Bene l'occupazione giovanile, salita del 38,5% rispetto a un anno fa. Si conferma anche il trend delle dimissioni volontarie, più acuito per i contratti a tempo indeterminato. Nel periodo tra gennaio e maggio 2022, mette in evidenza l'osservatorio regionale, hanno lasciato il posto fisso 11.000 persone, nella gran parte dei casi ricollocatesi, con un incremento rispetto allo stesso periodo del 2021 del 36% e addirittura del 76% rispetto al 2020. Complice anche la regressione demografica, la ricerca di manodopera resta un fattore critico. Tutto, tra poco c'è l'appuntamento con A Voi la Linea. Grazie per l'attenzione e arrivederci.